Ma buonasera a tutti amici da Napoli l'87. Ciao Giadina, buonasera, grandissima, sempre presente, Giada, sempre. Buonasera Pasquale, forza Napoli. Buonasera Angela e forza Napoli. Un bacione. Ciao Alessandro, buonasera e sempre forza Napoli. Ho appena finito di bestemmiare dopo che ho visto Bakayoko titolare, ci credo, Alessa, ci credo. Io le formazioni titolari ancora non l'ho viste, sia nostre che dell'Udinese. Appena usciranno per la partita, ve le dirò in live. Così bestemmierò anch'io, visto che mi hai detto che Bakayoko gioca titolare, è una notizia pesante. È una notizia pesante. Alessa, mamma mia. Dai Napoli, amma vinci. Dai Napoli, amma schiattare capa. Schiattiamoli la capa. Condividiamo un po', voglio. Scusate, stasera tripletta di Osimhen, dici Pasqua, magari fosse Amaron, Rosario Bagaglio, quello Zano dal primo minuto, lo Zano ci sta. Bagaglio, anche se Politano era in forma, avrei messo Politano, però vabbè, lo Zano ci sta, Bagaglio. Mamma mia, speriamo bene, dai. Alessandro dice, ma avete visto la formazione dell'Udinese a centrocampo a 5? Chi stanno messo pure la moglie, lo presidente annanza la porta. Che cano, veramente. Vogliono fare la partita la vita con Napoli. Tutti quanti, quando giocano con il Napoli, quando vedono la maglia azzurra, fanno la partita la vita. Stasera dobbiamo vincere, assolutamente, Giada. Qui Roberto, ciao aiuto, forza Napoli sempre, Roberto. Si è venuto a portare fortuna. Yam Napoli, vai Napoli, vai. Faccio uscire pazzi. Faccio uscire pazzi. Faccio uscire pazzi. Faccio scendere a capo, pazzi. 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 Tililla, na 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 na, I used to. Ah 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 ah. Visit Vodafone. Non so che sto male a capo, però sto male a capo. Sto male rinda capo. Allora, chi c'è? Devi vincere, devi vincere, devi vincere, 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 Ale. Moon dice ovviamente con la Juve gliela regalano con De Paul che la prende di mano e con ne mettono un pullman, sì, tutti i pullman dall'Udinese hanno la porta. Si mette pure l'allenatore, Longo, come si chiama? Longo l'allenatore, se non mi sbaglio. Voglio. Pasquale, se vinciamo siamo in Champions, giusto? No, se fosse UD, fosse in Champions. C'è 3 partite ancora, Pasquale. Ma dove vivi? Abbiamo da giocare ancora a Firenze e con il Verona e poi devi vedere la Juve cosa fa. Magari fossimo gente alla Champions. E schiattammo la capa, a sta che schiattammo la capa, giusto? Roberto De Paul ce lo prendiamo, ma De Paul è un bel giocatore. Fosse Amaron, magari Roberto. Gotti, sì. Ieri è rimasto ancora a lungo, figurati, perché l'Udinese che me ne fotti, con Napoli. Alessandro, vincendo ci portiamo a più 4 momentaneamente dalla Juventus. Sì, però sarebbe tanta roba, anche perché quelli poi giocano con l'Inter. Quello è vero, però non è matematica la qualificazione in Champions. C'è tutto da vedere cosa fanno le altre. E poi, ragazzi, noi dobbiamo guardare a noi stessi, vincerle tutte e poi per Rimma. Se la Juve ne perde qualcuno più è meglio, no? Però noi dobbiamo vincere. Stasera ma vince. Angelo, buonasera Angelo, mancano 3 giornate, dipende dalla Juve cosa farà, appunto.
cosa che avevo appena finito di dire, cioè noi dobbiamo vincere, sperare che la Juventus perde e così ti porti a +4, e comunque non è ancora finita, perché una volta che va a +4 ci sono comunque altre 2 partite, ma la Juve non perde al Mapei, secondo me, ragazzi, non perde un'altra partita, bisogna vincere uno. L'Inter gli darà il colpo di grazia, speriamo. Voglio, fate i bravi, iscrivetevi al canale, lasciate like e condividete, grazie, non vi chiede niente. Facciamo sto. Sta trasendo un'aula. Ma che se sarà una iacca? Vincere stasera vorrebbe dire salire momentaneamente da solo al secondo posto. Ci voglio io il secondo posto. Se solo Juve finisce un bel pareggio, magari, però è difficile, come ripeto. Secondo me la Juve non sbaglia la seconda partita. Può davvero sorridere, ovviamente Napoli vuole che sia esaltante, soprattutto alla fine del campionato. Vai. Ciao Alessandro, Forza Napoli, già salutato. Ciao Marco, amico mio, buonasera e Forza Napoli sempre. Let's go, Osimhen, stai cagain. Vai, strike, Osimhen come Biril. Ecco qua, Diego Armando Maradona, vai, andiamo a vincere per lui, portiamoci questa qualificazione in Champions, andiamo a vincere l'Europa League e quanto meno per Maradona dobbiamo portare questa qualificazione in Champions. Vai Napoli, sono con te fino all'ultimo respiro, sempre e comunque forza Napoli, venite in live che stiamo aspettando con Napoliello Prata. Sciuto pazzo, vai. Sempre in casa contro la Juventus, non vince dalla trasferta. Qua Salernitana in Serie A, derby proprio acceso, l'anno prossimo. Per lui portiamoci questa qualificazione in Champions, andiamo a vincere l'Europa League e quantomeno per Maradona dobbiamo portare. Andiamo a vincere portiamoci questa qualificazione in Champions, andiamo a vincere l'Europa League. Buonasera a Terrino, un bacione e forza Napoli sempre presenti già Terrino. Voglio bene, piamoci questa qualificazione in Champions, voglio. A Lucca dei Mucca Pazzi, hai visto la Mucca Pazzi quando è bella, la Lucca dei Mucca Pazzi. A Napoli, ale Napoli, ale Napoli, ale Napoli, ale Napoli, Luca Totti all'andata vinse il Napoli 2-1 per il 10 gennaio alla Dacia Arena. Insigne il pareggio momentaneo di Lasagna e poi nel mercato invernale ma no, vai, scassamma la faccia. Si può dire stasera, ma è praticamente salva la sua Udinese. Napoli che entra ora in campo, super spot e poi gioco. Con William News puoi vivere lo sport ogni giorno e in ogni momento. Per tutte le curiosità, le notizie e gli approfondimenti, scegli Kino Sport, lo conosce da sempre. Vai su williamnews.it. Il vero ibrido lo riconosci subito. Con Toyota Hybrid viaggi in mobilità elettrica ed entri nel mondo Hybrid. Bonus fino a 6.500 euro e non paghi l'assicurazione quando viaggi in elettrico. 70 punti per il Napoli di Rino Gattuso che abbraccia ora Luca Totti. 10 anni di differenza tra i due, 43 per Gattuso, 50 Totti sono arrivati alla guida di queste due squadre più o meno allo stesso momento, perché Totti a novembre del 2019 prese il posto di Tudor, Gattuso un mese dopo prese il posto di Carlo Ancelotti. Allineati al centro del campo i giocatori di Napoli e Udinese. Della Serie A apparirà con Vai Napoli, siamo con te, vai!
stagione, 22 gol fatti in più rispetto alla scorsa stagione e 8 in meno subiti. Queste le 7 di Gattuso, recupera Mertens, ma per la macchina, poi Kula, alcuni poi Maximovic, difesa 4 con Di Lorenzo, Manolas. Il Napoli gioca con il 4-2-3-1, Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rachmani, Sai, Fabio Ruiz e Bakayoko a centrocampo, Lozano, Zelinski e Insigne dietro Osimhen. Va! Lozano al posto di Politano. E poi abbiamo Osimhen e non Mertens prima punta, e abbiamo al fianco di Fabio Ruiz non Demme ma bensì Bakayoko. Vai Napoli, schiattiamo la capa. In questa Serie A, in sole 15 partite giocate da titolare, una rete ogni 132 minuti per il numero 9 del Napoli. Giusy Gallo, buonasera e forza Napoli. Giusy, buonasera, un bacione, forza Napoli. Bella formazione. L'Udinese gioca con Musso in porta, in difesa Becao, Bonifazi, Ziegler, 500 campisti, Molina, De Paul, Valas, Machengo, Larsen e Pereira, trequartista, dietro Caca l'unica punta. Ragazzi, questi giocano con 500 campisti, vogliono tutta la coperta, tutto il pullman annanzi a Musso, non vogliono fare segnare, capito? Ma noi ci abbiamo chiamato a chi lo servizio. Vai Napoli, siamo con te. Ma fa un gol. Vai Napoli, siamo con te, scassa la capa. Lozano dal primo ci sta, infatti quello che dicevo io, Bakayoko non mi convince. Speriamo di vedere Bakayoko come nelle ultime prestazioni, che non ha giocato male, nelle ultime partite. Speriamo. Vai! Comincia l'Udinese. Che Vesuvio è la terra chiamiamo, l'eruzione ce ne freghiamo, e ali Vesuvio, ali Vesuvio, perché Vesuvio è la terra chiamiamo, dell'eruzione ce ne freghiamo. Vai partenopei, accerimoli, massacriamoli, come dice Pascal. Ci mangiamo, schiattiamo la capa. Udinese luta. Di Lorenzo, lancio lungo a pescare il Panterone, Osimhen, Fabian e il Ciuchi. Vai Napoli. Attenzione all'Udinese. Manolas gira per Rachmani, Yusai. Ciao Pasquale, buonasera. Oggi se si vince si va a +4 momentaneo, dobbiamo vincere assolutamente, ma dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, abbiamo il destino nelle nostre mani. Se noi le vinciamo tutte e tre siamo matematicamente in Champions, ragazzi, che la Juve è un punto sotto, e questo non ci importa cosa fanno le altre, bisogna vincere tutte le partite da qui alla fine. Udinese, Fiorentina, Firenze e poi a Napoli con il Verona, tutte e tre hanno vinto. Andrea, buonasera ragazzi, forza Napoli Andrea, e buonasera a te amico mio. Vai Lozano, vai Ciuchi, puntalo, vai Ciuchi, bella per Fabiano. Bakayoko è libero, vai Di Lorenzo, cross in mezzo, Insigne, mamma mia, liberata dalla difesa, ma recupera Bakayoko. Vai Bakayoko, bravo, gira Fabiano, gira Insigne, Fabiano, Bakayoko, Insigne, cross in mezzo a cercare la punta, però sbaglia tutto il passaggio di Insigne, ma c'è Di Lorenzo da fuori area, prende il pallone, Fabian, Zelinski, la qualità del Napoli, però l'Udinese recupera il pallone con De Paul, si affida all'uomo dell'Udinese, cioè il talento dell'Udinese. Andiamo bel, buonasera Neapolis e forza Napoli, fratemo, buonasera. Amma sfunnare la capa, vai Napoli, vai, schiattiamo la capa.
Udinese Mucca. Andrea, Juve Inter, Fiorentina Napoli, che destino strano, ci manca solo Mazzoleni e arbitro, infatti, che destino strano, ma veramente, mamma mia. Magari Andrea, magari a questo giro si cambiano le cose, magari è la Juve che perde e noi vinciamo e noi andiamo in Champions, speriamo, famo panna rattato, ma magari le cose si cambiano, viceversa, si cambiano le cose. Udinese, manca Panucci. Portatemi De Paul a Napoli, vi prego, tanta roba. Magari ci serve un giocatore, tanta qualità, argentino, poi noi del Napoli amiamo l'argentini. Dopo Maradona, se viene un argentino a Napoli, per noi è tanta roba, voglio. Speriamo di non perderlo in albergo. Io confido un regalino del Sassuolo domani. Speriamo. Ciao grandissimo, buonasera, grazie. Fare il video post partita, certo, grande. Grazie mille per essere passato qui. Grazie di cuore, veramente. Sì, certo che lo farò. Ci vediamo dopo allora, ci conto, Un bacione e buona serata. Grazie mille per essere passato. Grazie di cuore. Giada, risata. Buonasera Ersiglia, buonasera. Un bacione e forza Napoli. Benvenuta in live, Ersiglia, buonasera. Andiamo Napoli. Vado a vedere un po' di partita dopo. Ok Andrea, dopo fratello. Ti aspetto, Punizione, fallo su Di Lorenzo. Comunque Di Lorenzo sta facendo delle prestazioni ultimamente, ragazzi. C'è stata gente che lo criticava, ma Di Lorenzo non ha mai mollato. Un giocatore che sa saltare l'uomo, sa presentarsi in area e far gol. Veramente un terzino importante. È l'unico terzino che ci salva, cioè del Napoli, no? Ultimamente. Cioè, è da cambiare Sai e Mario Rui, ma Di Lorenzo no. Di Lorenzo va bene. Ci serve il terzino a sinistra, perché poi anzi a destra, scusatemi, o a sinistra, perché io a sinistra sto facendo confusione a sinistra. Yusai non è cosa sua, Di Lorenzo va bene. Ma che peccato Gulam, che veramente era un grandissimo terzino, ha avuto la sfortuna di rompersi il crociato prima una volta e poi un'altra volta, cioè era anche ritornato a giocare bene, mamma mia, che sfiga che ha avuto, sia il Napoli ma anche lui, soprattutto lui, dai. Stoccarda presente, sempre, grande Ersiglia, grande. Vai Insigne, vai capitano, vai, portaci alla vittoria. Tossi in mezzo. Chi è? Molina? Calcio d'angolo, mi sa Molina l'ha buttata in angolo. Siamo al 6° minuto e 30 secondi, ancora 0-0. Scusate che non ho messo il retrocesso e vince la possibilità per gli attaccanti marcando zona udinese di vedere anticipare con il terzo tempo. Insigne contro Ruiz sul punto della battuta. Insigne direttamente. Vai! Tira! Mamma mia, Osimhen. Va bene, grande. Osimhen subito là a provarci. Grande Victor, grande. Sì, c'è il fallo di Manolassi in attacco, ma va bene. Fallo di Manolassi in zona offensiva, in area di rigore praticamente. Gulam troppo sfortunato, Sirino, veramente. Scelle lo conosci, scusami. Scelle lo conosci, certo che lo conosco. Lui è Franco, il padre, poi c'è pure come si chiama? Il fratello. Ora mi ricordo il nome del fratello, come si chiama, scusatemi. Non mi viene a mente, perché io che nome faccio fatica a ricordare. Comunque c'è Scelle, il fratello, e Franco, il padre.
Enzo, sì, Enzo, sì, Enzo. Az, stai un minuto avanti, aspetta che ti sincronizzo, grande Rino. Comunque Angelo, sì, sono dei grandi, Shell e famiglia, veramente tanta roba. Ma è Napoli, dai, schiattamela la capa, facciamela male. Gattuso, vai, ringhia tutti quanti, parla uscita su, Bakayoko, uscite da sto solo, ma raccomando, fai un tirare fuori come hai fatto sempre. Allora, pure dimmi che le cavò, ma a me mi mancano sia Caleon, ma soprattutto l'immenso Marek. E sì, già siamo d'accordissimo, Marek su tutti. Io lo amo Marek, come Marek nessuno. C'ho pure la maglietta di là di Hamsik. Per me è come Hamsik nessuno. Negli ultimi anni nessuno. Hamsik immenso, Hamsik ha dato l'anima, Hamsik è Napoli. Ersilia, sono d'accordo. Ma anche Callecon che si faceva tutta la fascia è un giocatore che ha fatto la differenza a Napoli, così come Albiol. Bella famiglia, veramente. Come siamo noi, ovviamente, noi in chat. Tutti quelli che stanno sempre con me in live. Siamo una famiglia, sì. Già. Sì, io sono una marecchiarana sempre, anch'io. Uguale, top. Marek per sempre. Come uomo e come calciatore, Marek è immenso, giusto, Ersilia? Siamo proprio perfetti, pure uguali, la penso come a te, paro. Marek ha onorato la maglia del Napoli. Meritava molto di più quando ha finito la carriera. Quando ha finito la carriera meritava, diciamo, peccato per come ha finito sul campo, perché meritava tanto da noi, dal pubblico. Meritava un pubblico che l'applaudiva, che lo salutava in un'altra maniera. Peccato per come è andato. Come uomo e come calciatore Marek è immenso, onore e sudore ha ittato sangue. Giusto Ersilia, sono d'accordo. Io me lo volevo pure tatuare sul polpaccio. Vai di loro, mamma mia! Ci abbiamo mangiato gol, annaggia la miseria di loro. Fai sempre belli gol, te le si mangiato una volta, te la mangiato. Ma siamo Zielischi, oh. Sempre da Zielischi, poi Fabio Ruiz, Osimhen, Sponda di Lorenzo. Alta, peccato. Vai, che lo facciamo sto gol, vai, siamo al 10° minuto e 30, anzi 40 secondi. E il Napoli già attacca, mette alle corde l'Udinese. Fino a quando può durare tutto questo centrocampo, tutta la barricata innanzi al Musso? Prima o poi ti fa male o Musso, o Per e o Mus, ti fai male. Udinese ti fai male o Per e pure o Mus. Ma no, che si è mangiato, sì, se l'hai mangiato, se l'hai. Calcio di punizione, un'altra grande stagione per Rodrigo, 9 gol, 8 assist vincenti, ha segnato proprio nell'ultima giornata Di Lorenzo, ma anche là non esiste, te ne mangiassero poco, è buono, con limone a coppa. Noi a Napoli teniamo la roba buona, che ne sanno. Pure in Toscana c'è roba buona in Toscana, però a casa nostra è tutta un'altra cosa. Già io ti porto a birra, tu operi un mus. Vai di Lorenzo, spingi, inserisci, bravo. Ah, cazzo, anticipato. Attenzione, magari io conto, fa taglia via, De Paul, Pereira, Rachmani mette il braccio, punizione per l'Udinese. La terra nostra è unica e sola. Sono d'accordo, sì, già. L'Udinese batte la punizione a metà campo, va indietro da Becao. Attenzione, Zegelar, Machengo, Di Lorenzo, mannaggia, Machengo, la fascia di Lorenzo momentaneamente scoperta. Attenzione, vai Rachmani, bravo Rachmani.
Io l'ho detto, devo avere fiducia quel ragazzo, è un bel difensore Rachmani, ci può aiutare ragazzi. Meglio di Maximovic sicuro. Dai Osimhen, faccia una gol, Manolas a cercare Zelinski la gira per Insigne, capitano, vai capitano, bella, ah, cazzo però, recupera palla l'Udinese, avanza con Machengo, Molina, chi cacchio è chi è stato? Ziegler, Molina, Ziegler ancora, voglio, e facevo con Wallace, Pereira, Wallace a sto pallone, Wallace, Bonifazzi, Becao, Wallace, ancora Wallace. Non è la prima volta che cerchiamo di fastidire chi porta palla, in quello di occasionalmente tolto il pallone all'avversario. Fabian Ruiz. Può stare adesso per il Napoli. Questa volta come sempre, servizio del Zelinski. La tiene polacco, però c'è un fallo ai suoi danni. Andiamo da Francesco Volume, Francesco. Dicevi di Zegler che sta prendendo le misure con questa nuova posizione di fatto inedito per lui, quella di terzo centrale di sinistra. Miki Romano, ciao Miki, buonasera e forza Napoli, grande Miki. Com'è? Tutto a posto? Che è la mucca? La mucca? Ti piace la mucca? La mucca, qui già? Ha laccato, quella bella la mucca. Voglio vai a Napoli, schiattammi la capa. La faccio la mucca, ti faccio vai Osimhen, vai. Magnatilla, chi bella, ma che io però che cazzo, ti regalano un pallone e tu ci ora una dopo da loro, ma si proprio scemo, sì. De Polo. Ma che io questo rumeno all'erta, sta rumeno. Lungo, io agito che chi dopo fu cosa, come si chiama? O spaventa passero, ma che io accorto, aiuto, Meret. Grande Meret, vai Napoli. Vai Lozano, curra Ciuchi, Magnatilla. Vai Ciuchi. Grande Osimhen, vai con la velocità supersonica, tutte e due, mamma mia, ci ha buttato un gol, calcio d'angolo, vai, va bene così. Oh, Lozano e Osimhen, tutte e due assieme, quanto correranno, vai giù, ma anche cani, se chiappa la difesa in velocità, hanno cominciato a pregare che l'Udinese, perché non ci capiscono un cazzo. Cartal, buonasera, vedete di vincere che la Juve non deve passare. Grazie fratello, com'è? Tutto a posto, carta? Mamma mia. Speriamo di sì, dai, speriamo di portarla a casa sta qualificazione. Vai Zelinski. Osimhen! Alta. Va bene, 16esimo ancora 0-0. Però ci stiamo provando. Più noi. A mucca pazza. Miki, non butta male, Non butta male. Per favore. E che cazzo, non butta male perché cornetti ti faccio vedere il corno come o toro, conosci o toro, che è corno, mannaggia la mano. Miki Romano, 10.000 euro, faccio due cazzo, no, 10.000 all'ora, lo so, però io, cazzo. Facciamo gli scongiuri che è meglio, ma io mi ho fatto già una rattata, voglio fatela pure voi, perché vi fa bene la salute. Anzi, porto vai Fabian, Lozano, Fabian, Di Lorenzo, palleggia pure, passa sto pallone, fa un mucca a chi di messa nostra. Andrea, sei tornato? Voglio un Napoli con più pressing, devo capire che sono 3 finali, infatti, voglio l'occasione ne abbiamo avute già all'inizio, Abbiamo avuto un pallone a Inda, abbiamo buttato. Abbiamo avuto un pallone a Inda, abbiamo buttato. Vai Rachmani. Fabiano. Vai, bello. Che pallone per Osimhen. Bella per Lozano. Vai Ciuchi, facci un bello gol. Mamma mia. Ma che gol, chi è questo?
Ma che riesce a servire largo Pereira. Ora Ferreira, ancora il Napoli, l'Udinese che parte dietro, sbaglia tutto, vai Insigne, vai capitano, bel pallone, vai Lozano, cross in mezzo, mamma. Dai, vai Fabiano, cross in mezzo, mamma mia, ma chi s'hanno incatenato tutto latino, ma che è? Vado messo in carcere stato, è stato carcerato, l'Udinese non esce, lo carcere. Ma io si sono incatenato all'Andretti, si sono incatenato. Ma che cani? Ma che state giocando? Una bella lavanderina sta giocando. Vai Lozano, Di Lorenzo, Manolas. E cazzo. Vai Rachmani. Stasera pizza? Tutte sere la pizza. Poi mi faccio così, mi faccio chiattone. Tutte sere la pizza mi faccio come una botta, mi faccio. Poi io la roba non ce la faccio a camminare. Faccio la fine Benitez, con tutto rispetto, mi dispiace però, sono cattiverie, non si dica. Però, mamma mia che squadra di l'Udinese, se si è fatto un catraccio, giocano di merda e poi capaci ci fanno gol, speriamo che no, se no veramente mi fanno un dustrasso. Dai sì, fallo! Oh, Napoli, tutte che c'è una scienza, mi parlano tutte le squadre più forti del mondo, con Napoli. Tutte con il Napoli giocano bene, tutte, che poi è bene l'Udinese. Sta tutta la partita sta incatenata annanzi a Musso, da Git che fanno per un Musso. Ci manca solo limone, ci manca. Ah, ne chiappo limone prima o poi, sul chiappo ne so pigliano un mocco limone. Di Lorenzo a campo di qua e potrebbe fare qualcosa in più. Poi davanti il solo Caca e Pereira. Andrea, ti la pizza. O Caca e a Caca. Fatelo riesce perché questi cacchi vanno a fare un tiro in porta e ci vanno a fare gol, capito? E poi vanno a Canada tutti in difesa. Ci hanno scassato, ovviamente nel dicembre del 2005 a 16 anni e 4 mesi, Coppa Italia, Napoli di Reglia, Roma di Spalletti, Roma 3-0, che segnò Okaka, la sua prima rete in carriera. Voi ragazzi con like, su, ai samsi like, condividete perché sennò qua non ci vede nessuno. A me da chi l'ha visto per favore a Napolella qua. A live in Napolella sapete da chi l'ha visto, non va buono. Fatelo vedere. Non abbiamo chiamato chi l'ha visto. Ma che cazzo? Bonifaz. E vi devi fare buono pure tu. Bonifaz e vi devi fare buono pure tu. Vai Fabiano, vai. Non rompo cazzo in bocca. Vai insieme. Bella, vai Osimhen, mangiati da tutto quanto. Vai Lozano, segui l'azione. Vai lì. Mannaggia, chi ti ha morto? Mannaggia. Lanzilli non è più su YouTube, come mai? Che ha combinato? Chi sta? Chi le sa fare birra e poi non capisci più niente. Che ha combinato Lanzilli? Che ha combinato? L'amico mio, che ha combinato? Andiamo ragazzi, su, lasciate like, condividete, cane, gatto, pappagallo, topolino, porci, non ci manca più nessuno, se non si vedono i due unicorni. Non ci capire ancora 0-0. Questi qua hanno fatto un pullmanino all'Andretti. Ci hanno messo un carico, ci hanno messo un camion con tutto il carico, ci hanno messo il traino dietro. Enzo passi più là. De Paul, buonanotte. Chi si muove mettere a passo pallone, rompo cacchio a perdere tempo. Mannaggia la miseria. Ma chi ci ha mandato la Juve ha parlato con il presidente della Juve, ha parlato con il presidente dell'Udinese. Ha detto, ma raccomando, non faccio tu catenacci. Fate pigliate un punto con Napoli. Di Lorenzo, vai in bocca. Di Lorenzo, siamo belli. Facciamo bravo, Di Lorenzo, fu bravo. Gattuso, chiavola una capata.
talenti deve cercare di fare qualcosa di diverso. PH gialla, Bakayoko. Resiste Pereira alla larga. Bakayoko. Sembra con De Paul. Accorta De Paul, voglio chi che la palla Perez non prende qualsiasi giocata. Magit, bravo Fabiano, bravo in chiusura. Vai, riparti Napoli. Dobbiamo essere veloci a ripartire perché chi hanno fatto un catenaccio. Veloci. Bella Fabiano. Vai Lozano, magnati. Vai in velocità. Però non dobbiamo sbagliare questi passaggi, se no stiamo a punto da capri. Piglia una palla allora e buonanotte su natura. Ma che go, ecco che ci fanno dorminata volta. De Paul, Perrera che gira un pallone, Barambolina, De Paul, attenzione, io non mi piace. Oh, fuori, meno male, dai, sbagliato. Però quando c'ha il pallone De Paul si inventa sempre qualcosa la giocata. È lui quello che mi fa paura a me, perché quando c'ha il pallone, lui è il fantasista di quest'Udinese, da lui nascono le giocate, nascono i pericoli dell'Udinese. Però a parte De Paul poi dai che potremmo fare male, voglio che potremmo fare male, perché abbiamo creato all'inizio ma non abbiamo concretizzato. Ha messo più cattivo sotto porta, dobbiamo essere più veloci, perché per sbloccare la partita devi trovare i buchi, perché l'Udinese sta così, stanno abbracciando tutto quanto, ma pare che si stanno facendo la comunione. Anni a Piallossi, una retanata, oppure tutta mucchiata una parte. Ok? Andiamo Telecapo, brava. Mi fa incazzare. Un attimo, voglio farmi via sta cazzo, ero cazzaccio mi sono cascato. La bellezza di rivoluzione è proprio questa, che porta alla cattura, anzi al contrario. Intanto a terra, Fabiano Luis, No. più un modo del previsto. Che ha fatto? Le indicazioni di Gotti in questo Lozano non mi sta piacendo. Sì, sbaglia troppi passaggi. Gli scambi che dovrebbe farli per bene li sbaglia, dovrebbe essere più lucido nei passaggi, nell'ultimo passaggio. Tanto nel secondo tempo abbiamo la carta Politano. Magari entra Politano e glielo mette piano piano, stu palloncino. Lozano non azzecca. Una perché non mettere Politano, dal primo, vabbè, ha cercato di mettere Lozano e farlo riprendere piano piano, visto il gol che ha fatto l'ultima partita. Ragazzi, abbiamo Dem che si sta riscaldando, appunto, Fabiano si è fatto male, Dem, e poi comunque abbiamo appunto Politano che nel secondo tempo ci può dare una mano, perché l'Udinese magari non può stare tutta la partita così schiacciata, prima o poi gol ha subito, e Politano può essere la carta decisiva, capito? Alessandro, credo perché ci sono 3 partite in una settimana, un po' di turnover, anche quello, bravo Rino, anche quello, non possono giocare gli stessi, infatti anche Bakayoko per quello è partito titolare e Dem in banchina. Dai, voglio condividete, like, su siamo a 18 like, dai, almeno a 30 like, dai, un po' di morale, fatemi stare un po' meglio, perché vi porto le live sempre, stiamo tutti insieme in famiglia, dai, almeno qualche like e più. Mamma mia. Vai, pressateli. Vallas, Makengo, l'Udinese che avanza il centrocampo, ancora Makengo, che palla, Perreira, Manolas, Perreira, attenzione a Perreira, voglio, bravo Manolas, Fabiano, circondato da Perreira e Chillato, ma fallo, bravo Lozano, su questo turno, bravo Lozano, si è piata la punizione. Sì, ma se gioca così è inguardabile, quello è vero, però c'è il secondo tempo, al limite se continua così, spero che Gattuso dal primo minuto del secondo tempo fa entrare Politano, dai, c'è tutto il secondo tempo per far giocare Politano, dai.
Grazie Giadina. Il lancio di Bakayoko, cercando Osimhen, prova a saltare, allontanare il Vai Zelinski, vai Osimhen! Mamma mia, Zelinski! Piotr! Zelinski! 1-0 Napoli, a Fambuc, magni tu limone, musso, però musso, magni tu stu limone, bello saporito. Vai, vai, Piotr. grande merito del Simeone che effettivamente si libera il suo avversario con una grande giocata. Ma Zelinski no, vabbè, Zelinski e Osimhen, bella intesa, bel gol, bella, tanta roba Zelu, ancora Zelu se ne va, Zelu. Al 28esimo Piotr Zelinski, 1-0 Napoli. Quando stanno in 2014 il vestito Empoli non sale e poi arrivò a Napoli nell'agosto 2016 per 15 milioni. Che giocatore Piotr, che giocatore Piotr. Uno degli ex a sbloccare questa partita. Gol dell'ex. Vamos Napolis, vamos Napoli, vamos Napoli, ancora un altro, chiudiamo questa partita subito. Grandi, Guagliù, grandi, un bacione a tutte e Forza Napoli, vai. Francesco Taverino, buonasera Francesco, e Forza Napoli, Travino, Francesco. Oh, stavamo facendo 1-0 subito. Guagliù, ma io porto buono, Guagliù, io faccio vincere un Napoli. Sono forte, Guagliù, sono forte. Vai che voglio la Champions, vai che voglio andare in Champions, vai Napoli. Fatto ricanciare l'attaccante del Napoli a colpo sicuro, ma nel frattempo si è rialzato Bonifazi, tocco decisivo, alza quel pallone sopra la traversa e si riparte la calcio d'angolo, funzione di gioco. Osimhen, fiumi di birra, Giadì, fiumi di birra, come capillo tu, forza Napoli, vai, ci mangiamo, mi schiattiamo la capa, Ucraina, ne facciamo capire niente. Finalmente l'abbiamo sbloccato. Massa Famarone. Vai! Fabio! Ruiz! 2-0 Napoli. Dopo 30 minuti, 30 minuti, buonanotte, tutti lì, a voglia affogata naccia, a voglia a dormire alla 3, o per un si ha mangiato 2 limoni. O per un mus si ha mangiato 2 limoni, tutti spremuti in da panza. Sono due. Voglio fare ritmo che era una fosi conta, abbiamo fatto. Ma che cazzo con l'ha fatto? Ma io ve l'ho detto che è forte Fabian Ruiz. Ha dato la fiducia a su Fabian Ruiz. È forte. È forte Fabian. Vai Fabian, vai, Magnatilla Fabian, vai, Magnatilla. Grande Napoli, 2-0, vai giù. Vai, facciamone 5, vai Osimhen, schiatta la capa. Ah, che qualità, vai Osimhen, Magnatilla. Ma tu, va bene, vai giù. Va bene così. 3-0, vai giù, 28esimo e 30esimo. Prima Piotr e poi Fabian. E Udinese, Usigno la Croce. Buonanotte, Muzzo. Secondo me finisce 2-10. L'Udinese è molto più forte di noi. Francesco, ma che cazzate stai dicendo? Dai, ma che ti hai visto? Un basket ti hai visto? Che cazzate stai dicendo, Francesco? È io che metto pure in evidenza. Vai Napoli, eccolo, vai da Lozano.
Bella, mannaggia miseria, chi cazzo eri? Ballas, mannaggia. Ti potevo fare i cacchi tu. A Udinese, a Stag, ti schiatta ma cap. Molina, a Bucchine Molina, non ce va. Ehi, gufare, lascia sta Francesca, è cosa tua, non è cosa tua. Ragazzi, like, mi raccomando, e condividete la live, like, condividete la live con tutti i vostri amici, cani, cat, non manca più nessuno, solo non si vedono i due leocorni, con tutti quanti, condividete. Ma... Schiattammo la capo e facciamo capire niente, fino a quando potevo tenere un catenaccio, si è rotto un catenaccio, voglio solo un gol a De Paul, appoggiato un pallone a De Paul e fatto fa tutto a De Paul e basta. Vai Insigne, vai, bella sugli Usai, così vi voglio, così, vai Usai, spingi, vai da Zelinski che è libero, vai da Zelinski, no, torna indietro, va bene. Sì, tanto abbiamo il 2-0 in mano, 34esimo. Però se affondiamo, se mettiamo anche il primo tempo sul 3-0 sarebbe meglio. 3-0 il primo tempo vuol dire avere un vantaggio enorme in mano. Però l'importante è mai rilassarsi, sempre stare attenti sul pezzo, sempre stare sul pezzo, perché basta un episodio e ti cambia la partita, per quello. Amici dei Gobbi, se lo prendono in quel post, però noi pensiamo a noi, voglio, poi a domani ci si pensa domani. Vai Fabiano, vai Bakayoko, grande Bakayoko, tieni sto pallone. Vai gigante Baka, vai. Ale, Napoli, ale, Napoli, ale, Napoli, ale. Chi non sa da Juventino, chi non sa da Juventino, chi non sa da Juventino, c'è due. Voglio ogni tanto qualche cosa così ci vuole, dai. Vai Manolas, Rachmani, girala per Usai, bravo. Il biscotto. Attenzione, voglio Fabian. Rachmani. Vai cazzo, vai Di Lorenzo. Buonanotte Di Lorenzo, buonanotte. Sui passaggi, sul lancio, sulla profondità, sul movimento che devono fare. Comunque per Humus ti si è beccato di limone, com'era una bella zugus, come dice il mio amico Domenico, che saluto anche se non mi starà vedendo, però lo saluto. Stiamo andando bene anche senza KK, speriamo che torna presto almeno per le ultime due partite, speriamo, ci serve, però deve essere il Koulibaly attento, ricordiamoci bene che dove si perse quel campionato a Firenze Koulibaly fu espulso, deve tornare ma con la testa, se no è meglio che sta addostato, capito? Deve tornare ma con il cervello, perché quella partita a Firenze bisogna vincerla. Se vinciamo quella, ragazzi, abbiamo un passo proprio non per in da Champions, in da qualificazione. Vai Napoli, vai Lozano, vai Ciuchi. Bella per Di Lorenzo. Fabian. Grande partita di Fabian, ragazzi, perché oltre il gol devi vedere le palle che sta dando a Osimhen in avanti, come gioca, anche Bakayoko come sta piacendo, Vai!
Però te ne viene storto, bagaglio. No, stavo pensando che Ogni tanto c'ha zicco, ogni morte di papa. Però, usato tantissime volte. secondo me deve andare da Per stanchezza, perché non lo un meccanico che la pressa ha fatto a drizza di piede. però adesso Domani, addirittura. Ottimo uno dei due, temevo una partita come quella col Cagliari. Invece 2 gol subito, va bene. bravo per quanto riguarda il movimento. Forza Milan e Atalanta no, speriamo che vincano, ma no forza Napoli solo. Voglio. Nick che dice, hai messo 2 giocatori che non giocano. Come 2? Ottimo, ma con Mezzelisca è proprio culo. Vabbè, se non giocano entrano quelli dalla panchina. Manca solo Osimhen adesso. Nico, se non giocano lo sai che entrano quelli dalla panchina, no? Dovresti saperlo, Nico. E poi Piotr non mi tradisce mai, il mio Pietro è troppo forte, troppo. Ragazzi, su con i like, su. Pulite il live in Apuri l'87, su con i like. Ma che gol che ha fatto, no ma che gol, bravo, sì che vincono certo, giusto. Francesco dice, ma oggi ho visto un sacco di video, è morto Cristiano Ronaldo? Poi ho cercato su Google e ho letto Cristiano Ronaldo convocato per la partita, che cazzato, voglio e basta. Andrea, manca solo Osimhen adesso, infatti, manca gol e Victor. Ma che posti mette like e lavato? Ma siete uscito pazzi? Mettite un like, vai al like, vai al latte e biscotto, vai al latte e biscotto. Poi abbiamo giustamente sottolineato il numero di difensivi dell'Udinese in questo campionato, che tra l'altro Ciccio, quando si fa? Oh, a bucchine o cacatene a cacà. Va a cacà da parte. Proprio con Napoli viene a cacà a un cazzo. Proprio con Napoli viene a cacà un cazzo, caca. Vado che zitta un attimo che su strunz. Frate, mo riviviamoci tutti quelli che ho nostri, infatti. Un caca, proprio con Napoli viene a cacà. Fanculo, favore, ma non l'ha stato fatto incitare troppo facilmente, vabbè. Ciao Francia, come va? Come va? Ci hanno fatto gol, Marco, appena subito il gol dell'1-2. 2-1, mannaggia, mi sa non ci volevo. Wow, tempo in un spaghettiello che a Pomarola è successo in un macello. Federico, sì è vero, è morto, ieri in campo c'era un fantasma, quello sì. Lo so, ma tanto perdi, lo sai. Forza Napolese amala. Grande Nico. Un serpente. Ci ho fatto un serpente, veramente ci hanno fatto. Mannaggia, miseria, mannaggia. Prepara la frusta, piglia la frustata. È morto Ronny, porca miseraccia, mannaggia. O caca, ti potevi a cagare da parte, a cagare. Dopo con Napoli viene a cagare, cazzo, o caca. Ma quando è che ne insegnavo o caca? Ma quando è che ne gli vinto un bagno? Tanto. La gitta è venuta a fare con lui. Con lui è venuto in un bagno a segnare. Dai, basta. Cazzo, viene a segnare proprio contro noi, viene a segnare. Si scedono tutti contro noi. Petagnone, Patagone, Patanone. Vai Napoli, vai, 2-1. Al 41esimo segniamo sto gol banner, aggiorniamo 2-1 per cosa, caca. Ci abbiamo subito pure gol, ti pareva? E ora hanno riaperto la partita, attenzione. Come brutto sto gol pigliato. Mannaggia, miseria, mannaggia. Con calma che non facciamo i due, speriamo. Infatti è quello che pensi, secondo me la vinciamo, dai. Siamo positivi. Ma come si fa? 2-0 devi gestire, cazzo. Abbiamo piato un gol proprio. Hanno fatto girare.
È vero che fisicamente è grosso Lukaku, però dai, l'hanno fatto girare, l'hanno fatto portare il pallone sul suo piede e l'hanno fatto calciare. Cagare no, hanno fatto fare quello che volevo. Sono leggerezze che, che il Napoli commette quando è sul doppio vantaggio, le fa sempre queste cose. Non perdiamo mai un vizio, non perdiamo. Si perde mai un vizio, non si perde. Ma fa sempre la cazzata. Va Insigne. Vai Lorenzo, vai. Capita. Siamo nelle tue mani, fai sto gol, fa. Mettigliela in testa a Bakayoko a Osimhen, inserimenti, voglio gli inserimenti, pallone dentro e poi la spuntiamo con un bel gol. Sembra così, oh. Signiamo e poi c'è da dormire. Ma va. Oh. Contatto? No. Voglio ne facciamo ripartire a chi si fa. Vai Bakayoko. Rachmani. Fabiano. Insigne. Zelinski. Insigne. Fabiano Insigne. Scambio tra i due. Ancora. Insigne. Insigne. Bella per Zelinski, per Insigne ancora. Mamma mia. Però Insigne rientrava sempre sul suo piede, l'ha capito Bonifazio. Sembra la stessa giocata, Insigne, ti capisci? No? Ogni tanto vattene verso la via di fondo, no? Cambia giocata, così frego il difensore, perché tanto lo sanno che te la porti sempre all'interno, no? E poi vai a tirare a giro, fai sempre la stessa giocata, ormai ti conoscono a memoria, ogni tanto cambia. Federico verissimo, è sempre così, un gol bisogna prenderlo per fuori, Vai Lozano, vai. Vai Usai, buttala in mezzo. Vai usciti in due. Vai grande Piotr, che giocatore Zelinski. Mamma, oh fallo! Oh, ma come no? E chi te bollice? Oh, ha allargato un braccio, chi ne rigore? In A. No, vabbè. O contatto nemmeno vivo. Dai, su. Ma che cazzo? Stessa posizione inserita. Fammi vedere. Ah no, ci è andato addosso Zelinski. No, non c'è. Mi sembra, secondo me in questo caso Zelinski cerca. Sì, però vedi, alza il braccio e neanche si muove. Ah no, non c'è, dai. No, non c'è, dai, non c'è. È andato a finire lui addosso. Mi scuso, ma non c'è. Ho sbagliato, ma ci sta. Perché l'avevo visto che praticamente il difensore aveva allargato invece un po' il braccio, il gomito, invece no. È andato Zelinski addosso, sicché non c'è niente. Non c'è il recupero. Non ci voleva sto gol a fine primo tempo, guarda. A 5 minuti prima del primo tempo. Non ci voleva il... Abbiamo riaperto la partita per l'Udinese, non ci voleva. Osimhen è in forma, si vede, quello sicuro, però non ci voleva più un gol. Secondo te era rigore, Rino? No, perché se vedi il difensore era fermo, lui è andato addosso, Zelinski, non c'è stato, non c'era il rigore, dai, non c'è stato. Siamo per un attimo, lo so che non è facile, magari vogliamo sempre il rigore del Napoli, un episodio a nostro favore. Quando ci sono c'è da dire, col Cagliari diciamo che il gol ci sta, era regolare, ma oggi questo qui non è rigore, dai, non c'è sta rigore. Voglio pausa caffè, 30 secondi e ci ripigliamo quelli che ho nuovo. 30 secondi e ci ripigliamo tutto quello che è un nuovo. Ragazzi,
Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Secondo Wayu, scusatemi, ma incontrerai chi combatterà al tuo fianco, nessuno si muove. E capirai che puoi riprendere in mano la tua vita. Non devo restare investito un altro secondo. Farai luce su vecchie oscurità. Devi trovare la risposta qui. E ciò che agli altri sembrerà una minaccia, a te renderà solo più tenace. E io farò tutto per Piotr, ce l'abbiamo solo noi, Piotr Zielinski. Piotr Zielinski, ce l'abbiamo solo noi, Piotr Zielinski. Sei pronto a scommettere su di te? Continua così. Scopri le nuove serie di Maggio su Sky e On Demand. Ce l'abbiamo solo noi, Piotr Zielinski. Piotr Zielinski. Presentato da Spike al Festival del Cinema di Venezia. Sono uno studente di cinema. Abbiamo solo una musica. Piotr, ce l'abbiamo solo noi, Piotr Zielinski. Piotr Zielinski, Piotr Zielinski. Ce l'abbiamo solo noi, Piotr Zielinski. Vai, Wayu, ci sono. Wayu. Azzulele caffè, Napolello con te. American Skin, il nuovo film Sky Original, il 24 maggio su Sky Cinema e On Demand. Ciao, buongiorno. Risparmi il 50% dei costi dell'agenzia. Un po' di comunicare, risparmi il 50%. Anche per te, vabbè. Ciao. Non ce l'hanno dato, vabbè, si continua. Ma infatti, tutti con noi segnano chi li la Trump, tutti con noi. Ma io non lo so. Facciamo uscire chiunque. Chiunque. Chi ci ha segnato la settimana prossima? La settimana scorsa, scusate. Maggiore, chi è? Maggiore ha segnato dello Spezia. Mi sa di sì. Angelo Nolano, dovete stare attenti, 2-1 è tutto aperto. Certamente Angelo, questo non c'è dubbio su questo, perché l'Udinese ha riaperto la partita, però noi abbiamo avuto tante occasioni, potevamo andare anche sul 3-0, anche prima, cioè anche inizialmente abbiamo avuto le nostre occasioni. Io penso che la possiamo portarla sul 3-1, dipende tutto da noi, l'atteggiamento nostro, come rientriamo in campo, perché se noi sappiamo gestire il pallone, ci facciamo venire l'Udinese in avanti, la facciamo aprire negli spazi, noi la facciamo male, gli diamo il pallone lungo a Lozano, oppure se entra Politano e a Osimhen, li facciamo male all'Udinese, gli facciamo il terzo gol, ce la portiamo dalla nostra parte. Senza Koulibaly dietro siamo poca roba, quello è vero, quello sicuro. Piccoli ti ha segnato, giusto. Concediamo sempre un buco nel mezzo, oppure lì ingenui sia Manolas che Rachmani che hanno fatto girare Oka, che gli hanno fatto portare il pallone sul suo piede. È vero che lui è grande, però che cazzo, ostacolalo, mettiti il corpo avanti, cerca di
non farlo girare, invece l'hanno fatto fare quello che voleva. Dobbiamo assolutamente chiuderla sul 3-1, è quello che dicevo io, ma io penso che lo farà il Napoli, sono fiducioso. A me Meret stai per un man. Dai, Ersilia, io non do colpa a Meret, è la difesa che l'ha fatto girare troppo facilmente a cosa. Caca. Manolas non sa marcare, lo ha sempre detto. De Paul, buon giocatore. De Paul è un bel giocatore, veramente, secondo me è pronto per una big. Io fossi Giuntoli, lo consiglierei a De Laurentiis e lo porterei a Napoli, perché è un giocatore con tanta qualità, sia in base di gioco, diciamo, come posso dire, di regista, ma anche trequartista, cioè perché un fantasista ti fa girare bene la squadra, ti inventa la giocata, sa segnare, è completo, sa tirare i calci di rigore, è un giocatore completo. Al Napoli farebbe benissimo, più che bene. Ciao Archius, buonasera e forza Napoli. Ciao Moon, grande Moon. Se non chiudiamo si rischia di fare come Napoli-Cagliari. Sta tranquillo, secondo me la portiamo sul 3-1. Sono fiducioso. Sono nervoso per questo anch'io, perché non si doveva subire gol, però ragazzi vi invito sempre a lasciare un bel like e condividete con cane, gatto, non ci manca più nessuno, solo non ci mancano i 2 unicorni, sì, non si vede. Ersilia dice, Napoliello un po' di colpa anche lui, non vedi far parate mostruose e poi prendi gol. Sì, certamente, tutta la fase difensiva sbaglia sul gol, sia Manolas che Rachmani, ma anche il portiere, perché può cercare di uscire nel frattempo, però in primis sbagliano i difensori che lo lasciano girare, capito? Okaka ex Roma non dobbiamo dimenticare, quello certo, però dai. De Paul è un mostro, piace a Inter e Napoli, è normale, è un giocatore di enorme qualità, secondo me, è forte. Ragazzi, calma, io sono arrabbiato per il gol, ma sono fiduciosa. Giusto, Ersilia, dobbiamo essere fiduciosi, perché il Napoli ha fatto più dell'Udinese. L'Udinese che ha fatto, a parte il gol di Okaka, ha fatto quel tiro con Perrera e basta. Noi abbiamo fatto qualche colpo di testa dove ci siamo andati vicini, Osimhen, poi grande gol di Fabiano, quello di Zelischi. Anche noi non è che abbiamo creato tantissimo, però rispetto all'Udinese qualcosa in più l'abbiamo creato. Di Lorenzo che si è divorato il gol avanti alla porta, qualcosa abbiamo creato in più, capito? Basta comprare sempre e solo all'Udinese, cambiano zona. Perché ogni volta ci dobbiamo sempre complicare la vita? Questo è vero, Alessa. Cioè, quando avevamo il 2-0 in mano bastava gestire, bastava far allargare l'Udinese, aprire l'Udinese e prenderla di contropiede e farla male. Grazie Giadina. Ersilia Alessandro, perché siamo il Napoli, ovviamente. E il Napoli concede sempre, dopo che abbiamo il doppio vantaggio, dobbiamo dirlo. Fabiano ha fatto un monster goal, mamma mia che cazzo è gol, e lui ce l'ha quel tiro lì, non è il primo, anche con l'Inter fece un gol del genere, c'ha un tiro che quando gli viene, quando vuole fare quel tiro da furia è tanta roba. Vincenzo, buonasera e forza Napoli. Vincenzo, ciao Fratimo, forza Napoli, questo 2-1 mi fa un pochino preoccupare, però che gol di Fabian, spettacolare, tanta roba. Però io ci credo, ce la portiamo a casa, sono fiducioso e penso che riusciamo a portarci sul 3-1 e alla fine la portiamo a casa. Marco, ciao, prima cosa, poi Marco, Cagnonom, se n'è andato Buffon, il grande portiere della Juve, doveva rimanere. Non lo so, è vecchio ormai, non vince niente. E stava anche male Fabiano, meno male che ha giocato. Napoliello, ti chiami come un figlio mio. Francesco? Bello, sono contento. Bella cosa. Bello, dai. Me lo saluti il tuo figliolo allora, vai, forza Napoli. Saluto mia figlia, te la Ersilia. Creavo. Stai dicendo qualcosa?
Buffon a 43 anni, era arrivato il momento che se ne andava, se no pigliava la pensione. Voleva vincere la Champions, però quest'anno capace non ci vanno nemmeno. Archius, speriamo di non subire troppo nel secondo tempo, anche se comunque noi siamo abituati. Bravo. Fabian, che cazzo culla fa. Mamma mia. Mertens che si scalda, vai Mertens, vai Ciruz mia, quando si bella Ciruz, con il capilluz, ricciuz che c'hai. Ma che dice? Ora è difficile giocare con l'altro portiere. Meret. Andrea dice, al centrocampo comprerei Borna Sosa dello Stoccarda. Attenzione agli Orende, Sì, il mio amore che ha 3 anni e con il Covid e padre siamo in quarantena già da una settimana. Speriamo passi. Vi auguro una pronta guarigione a tuo figlio e tuo marito. Dai, che guariscano presto. Anch'io l'ho passato. Bisogna farsi un po' di forza. Passerà. Un bacione per loro. Ersilia, mi manda un bacione per loro. Rosario, il gol lo devono sempre prendere, ovviamente, con lo Spezia e con l'Udinese, ma io non lo so, vabbè. L'importante è portarlo a casa, dai. Vediamo il lato positivo e vediamo che comunque non stiamo giocando male, a parte la disattenzione del gol, perché tanto il Napoli quando c'ha il doppio vantaggio in mano deve fare sempre qualche scemenza, capito? Il migliore in campo del Napoli per me è Zelinski, senza ombra di dubbio Zelinski, ragazzi, Zelinski è in palla, ma anche Fabian Ruiz, attenzione, i due che hanno fatto gol secondo me, Zelinski e Fabiano ha fatto un gol della Madonna, pallone a pescare Osimhen sempre in profondità, non ha sbagliato un passaggio Fabiano, mostruoso. I due che hanno fatto gol alla fine, i migliori in campo, secondo me, ragazzi. Gigi lascia la Juve e concludi la tua carriera con l'Inter, come il suo cugino Lorenzo. Grazie di niente, Ersilia. Sì, un abbraccio per la tua famiglia. Archius e chi lo guaglione non sta mai concentrato. Facciamo 3-1. Amo. Gattuso o Spalletti? Gattuso o Spalletti, amo. Non va fa serio. Gattuso o Spalletti? Gattuso. Se ne deve andare, va bene anche Spalletti. Sì, ma cioè, che c'è Gattuso? te resti Gattuso, confermerei. Gattuso. Anch'io uguale. Io ho fiducia in Gattuso. Se porta il quarto posto, se non porta la Champions, cambiare a Magagna per forza. Voglio. Chi viene va sostenuto, perché noi tifosi del Napoli dobbiamo sostenere l'allenatore che allena il nostro Napoli, è ovvio, la cosa è ovvia. Osimhen è presente, gli mancano solo i gol, giusto, anche Osimhen sta giocando bene, però non è tra i migliori, cioè non è il migliore in campo, il migliore voglio mettere Fabian, perché secondo me ha fatto ancora meglio di Zelinski, Fabian Ruzzi. Federico, mamma mia, con sto Covid mi dispiace per le figlie, infatti. Prego tesoro. Ciao Sara, amore, ti saluta Giada. Ti saluto un'altra volta. Comunque sono molto preoccupato, speriamo bene. Sì, a Federico è veramente una cosa brutta, fino a quando non capita non è reale, giusto? Anch'io l'ho avuto. Comincia il secondo tempo, ragazzi, forza Napoli. Pronto guarigione alla tua famiglia. Archius, no, secondo me dobbiamo giocare con la testa. Belle queste cose, dai, siamo una famiglia tutti noi, ragazzi, tutti uniti, dai. Ne usciremo fuori pure da questo. Dai Napoli, su, facciamo 3-1, vai. Vai che scassa a capo. Ecco Gattuso che comincia a luccare, voglio. Vai Zelinski, ma tu sei forte. Tu sei forte. Ancora per la Senna. Possibilità per l'Udinese. Vabbè Francesco,
Vado a vedere il secondo tempo. Ciao, sempre Forza Napoli. Ciao Vincenzo, sempre Forza Napoli. Un bacione a te famiglia. E schiattiamo a capo. Sempre. White Gamer, buonasera fratello. Napolilla, a che minuto siamo? Siamo al 46esimo. 2-1 per il nostro Napoli. Piotr e poi Fabian. Zelischi e Fabian Ruiz. Qualità del Napoli e poi risponde Okaka, ovviamente. Ma più un gol. Abbiamo fatto riaprire la partita all'Udinese. Chiudiamola, cerchiamo di riportarla in doppio vantaggio. Attenzione De Paul, Di Lorenzo, va in chiusura. Bravo, vai giù, però occhio, attenzione, non calare mai l'attenzione, perché questi qua ora stanno hanno fatto gol. Ma sono l'unica che guardo la partita su Sky e sto anche con voi. No, anche io sto guardando la partita su Sky, Ersiglia, Anch'io guardo su Sky. Scusa, ma perché in Germania avete Sky, Ersiglia? In Germania avete Sky? Anche te, Federico, grande. White, grandissimo. Lasciate like, ragazzi, per piacere. Attenzione, vai Fabiano. Oh, fallo! Fallo! Ma che cazzo? Grande. Bene, allora. Vai Lozano. Bella giocata, va Insigne. Va Insigne. Oh, fallo. No. Cazzo, come no? Dice di no. De Paul, attenzione. Vai Fabiano. Insigne. Ce l'arriva. Insigne poteva fare anche meglio su questa situazione. Sì. Ha stoppato questa palla, poi dopo ha messo soltanto un braccio Becao su Insigne, lui è dato si è lasciato da troppo facilmente. Fare qualcosa di diverso. La questa di Molina, Becao, Bonifazio. Becao, mi down, you now. Becao, impressione su Insigne. Tocca per ultimo. Ha segnato uno zombie. Ma è fallo, infatti era fallo. Okaka ancora. Ci cagato Okaka ci cagato proprio. Sta facendo tu quando. Vai Fabian, vai numero 8 che stai jugando una grande partita stasera, sei un migliore in campo. Di Lorenzo, vai spingi. Bakayoko ogni tanto lo vedi in campo, ogni tanto si sente un nome suo. Vai Insigne, vai Lorenzo, fai che cosa è buona, largo gioco, bravo. Vai Di Lorenzo, bello, che fucilata però. Cioè, gliela dovevi dare un po' più piano. Tu hai tirato in botte, hai tirato. Pallone in mano a Musso, per un Musso. Un po' spento Lozano, forse metterei Politano. Sono d'accordo, Andrea, è quello che dicevo prima. E anche il Siglia, un po' di gente lo diceva, è meglio mettere Politano dentro. Vai Osimhen, bella, Insigne. Mamma mia, troppo angolata. L'ha incrociata troppo Insigne. L'ha presa un po' troppo di esterno. Alti si devono andare a stringere per poi dopo calciare in porta, non fate questo Ravezzini e pure dare una palla dentro per l'inserimento di Osimhen o di Zelinski. Ancora Becao. Avete visto precedentemente Okaka con la spalla destra che vai Bakayoko, vai, bella per Zelinski, vai Piotr, grande pallone, Lozano, fa qualcosa di buono, vai, bravo così. Io l'ho detto, Piotr e Fabian Ruiz sono qualità questa sera, talenti, qualità, tiro in porta, passaggi filtrante, arrivano con l'ultimo passaggio, mettono in porta gli attaccanti.
Di Lorenzo all'inizio non mi piaceva, è cresciuto molto. Nelle ultime partite sta facendo veramente tanto, Di Lorenzo. Fase difensiva ma anche fase offensiva, entrambe le fasi fa bene. Segna per me. Vai Napoli, vai Zelu, segna per lui, gonfia la rete, segna per lui, gonfia la rete. Dai, Ciuchi, Gattuso che luccherà la panchina, si sente fino in da casa nostra. È vero che stiamo guardando la TV, però... Crea amore, cagnato mestiere. Meretta. Non mi piace. Mamma cagnata. Su schierare non mi piace, tanta cagnata. E tu? Non mi piace. Di Lorenzo è forte, non è Rugani della Juve, sopravvalutato solo perché era della Juve. No, Di Lorenzo è forte, è un bel giocatore. A mia moglie piace tanto, a Sara ecco, piace. Di Lorenzo. Come gioca le piace un casino. Ma infatti è un bel giocatore Di Lorenzo. E Zelinski, mo? Direi che è ovvio. Gattuso talmente che a Luke pare che tenga un coppo di pani. Dice il Siglia a Gattuso tanto che uno... Gattuso si fa sentire, perché prima ha fatto... Non ti preoccupare se fa sentire. Gattuso a Luke, sta a Luke ancora. No, ciao Ricky. Ciao. Un abbraccio a tua moglie, dice il Siglia. Ciao, ciao. Ti saluta il Siglia. Sarà buon gustare. In questa partita è riuscito a trovare un po' la posizione, soprattutto perché i suoi... Ma ti è venuto paura, Riccio. Però lui è abituato ad avere a disposizione subito un compagno per... Vai Napoli, chi le fa? Metti Osimhen, Bonifazzi. State calma, Osimhen non mi serve, va a partire con la Fiorentina. Non mi toccate Osimhen, che Osimhen ha giocato contro la Fiorentina. Ma che stai dicendo? Che stai dicendo? No, comunque no, non le piace, nemmeno a me. Poi un coppo umano, poi. A parte scherzi, non è, però poi avvenne il Burzetto. Però non è buono, poi giocare, non è buono. Ogni tanto fa la partita della vita, poi non è buono. È una fase di stanca della partita, ma la posta in palla è altissima, quello è sicuro, altissima. Più che altissimo, per il Napoli molto altissimo, molto alta, per l'Udinese non cagna niente, tanto già è salva, obiettivi non ce n'ha. Adorumbo solo cazzo Napoli, è ovvio, no? Chi è Nupurp proprio, bravo, sì, non è solo Nupurp, è un spaventapasso. Pasquale dice dobbiamo chiuderla subito adesso, giusto Pasquale, sono d'accordo. Vai Lorenzigno, vai. Fabiano, vai. Ciuchi, Yusai. Vai Fabiano, grande per Insigne, vai Lorenzo, Yusai. Bella, vai Insigne, vai, curra. Pigliate su pallone, bravo. Bravo capitano, Vai Yusai. Cazzo Yusai, tieni un pallone chi te mollice. Un pallone lo sai tenere o no? Fabiano. Fabiano non sbaglia un passaggio stasera, grande Fabiano. Bella per Zelinski. Insigne. Ma Insigne. Tu contrario invece. Sbaglia a rientrare. E sbaglia a tirare in porta. E sbaglia i passaggi. Oggi stai sbagliando troppo, Insigne. È vero, ogni tanto allarghi il gioco, fai qualcosa di buono, però tu voglio più grindoso, dai. Che tu sei un capitano.
pressione di Lozano che lo Vai, Lozano! Ciuchi! Lozano! Ah, fa muc. Se va là nei Ciuchi Lozano, 3-1 Napoli. Ah, fa muc, c'ha la panza, ma non riesco a guardare la partita, sono troppo agitato. Tare hit che la portavamo un coppo 3-1. Io l'avevo detto, ragazzi, ora voglio like a go proprio, a go. Vai con like a go, vai. Ci pensa Lozano e il Ciuchino. E il Ciuchino, non lo criticate il Ciuchino che poi ti fai gol anche su uno sbaglio di Musso. Grazie Musso, qua Ciuchino. Musso, grazie, hai fatto per un mus. Grande Musso che hai fatto per un mus stasera. Musso, e magna di sti 3 limoni. Magna. Che hai fatto Musso? 56esima, Musso. Lozano, il Ciucchi ha fatto gol. Fabio Ruiz. Agliardone calcio del pallone. 3-1, mamma. 3-1, mamma. Mi si 3-1, mi si tappo. Mi si. It sei tu a po', tappo. It sei tu mi si tappo. Ui, mamma, mi si. It sei tappo. Para. Diciamo che il gol di Lozano tranquillizza un po' il Napoli, che aveva avuto paura dopo il 2-1. Ha avuto paura, capito? Te si mise paura, qua voglio, te si mise, l'Udinese mangia da pannocchia. Lo Zanucci ti ha fatto un collaccio, ti ha fatto male la paccia. La fa muc, Udinese, la fa muc. Ti piace gol, La fa muc. Ti piaceva fu catenaccio? Mo falla un'altra volta catenaccio, Ora non fai più catenaccio, com'è? Che è? Musso. A piatino museo a luna, a pigliare. Ha ristabilito le distanze Lozano. Ancora tempo però per lo squadra di più di Lozano da giocare. Ogusan. Lozano poco più su di lui. D'accordo. Chiarizza la parte alta della traversa. Ha colpito indubbiamente male. È uscito fuori poi una traiettoria complicata per me. Sì, il Puglia con stato in mezzo, veramente aveva preso posizione per andare a prendere questa palla in mezzo all'area, vedi la sua posizione da dietro, e poi invece ha calciato un così la palla a carenza anche di quello di mano. Vai, Usai, ma che è? Usai, vuoi fa? Ma che è Usai? Che vuoi fare? Giocare alla Zielinski, Usai. Tu sei Usai, ricordati che sei Usai. Marco, siamo troppo forti, grande Marco. Tiger Rossi, ciao, buonasera fratello e forza Napoli sempre, forever per sempre, forever, forza Napoli sempre. Tiger, lascia un bel like se sei venuto in live ora, bellissimo gol del Ciuchi, grande, grazie a Musso, che ci ha messo del suo, però calma e lunga ancora, ma io sono fiducioso, che se a nostra sta partita, Napoli mi sbagliare, sa, schiattiamo la capa, ma già schiatta, stiamo quasi per sfragare su Ucraina, ci vuole 4-1, va. Astipamoci pure qualche gol per Firenze, voglio, io direi. E quella è la partita che io ho più paura di tutte le altre, deve essere onesto. Che non ci abbiamo bei ricordi. Quelli. Dai Napoli, dai. Il lancio con sinistro. Il vantaggio, stringo la Marcianella, compie a fare una penale di questa Napoli. Vai Napoli. Mertens, cucula. Vai Mertens, trasi tu, facci un gollettino tu, Mertens.
Yusai, Fabian, grande Fabian, bello pallone per Di Lorenzo, ancora per Ciuchi, Insigne, ma ancora Ciuchi, Piotr, ma lì noi stiamo facendo capire niente, vai così, vai Yusai, fa un gol alla, mamma mia Yusai se ne va, ma che volevo fare Yusai, ma che volevo fare, hai perso pallone, ma che cazzo fai, caro pure per terra, raga, ma sei ubriaco, troppo vino ti hai fatto, attenzione a De Paul, mamma mia che giocata, che giocatore, che giocatore. Molina, mamma mia, attenzione a De Paul, voglio che si inventa tutte cose, Chis. Perrera, attenzione ancora all'Udinese, voglio, non caliamo l'attenzione, stiamo attenti, siamo sul pezzo, Chis, non mi fido. Comunque Bakayoko mi porta in confezione domani di sicuro. Si attamba la capa. Andrea, concentrati, giusto, è quello che ricevo pure Andrea. Bravissimo Lozano a restare in piedi. Grande. E fare il gol. Bravo Lozano, bravo Ciuchi. Non molto soddisfatto di Gattuso, sta concedendo un po' troppo all'Udinese la sua squadra, ha chiesto soprattutto a Osimhen e a Lozano di sacrificarsi un po' di più in fase di copertura, di non giusto. Poi parlavi dei cambi, ancora 0 cambi, si stanno scaldando con una certa insistenza, Dries Mertens si è accomodato, è salito in panchina, è uscito Politano, Mario Lui, Petagna, ricordiamo Osimhen è in difesa, quindi ipotizzabile un cambio pensando alla prossima partita. Bravo. A Firenze. Infatti cambiamo Osimhen subito, cambia Osimhen, ci serve per Firenze, fuori Osimhen, dentro Mertens. Osimhen lo dobbiamo salvare perché se viene ammonito poi salta la partita con Firenze, non è cosa, non possiamo rischiare. De Paul che è giocatore, sono d'accordo, questo è da prendere subito. Bravo Yusai, bravo, vai Fabiano, mamma mia Fabiano, fallo, non è fa. No, vabbè. De Paul. Ma che attenzione, voglio copertura, voglio concentrati, mi raccomando. Mi facito pensare, reputate i pensieri. Rino, sono d'accordo, anche a me mi piacerebbe vederlo con noi. Anche a me. Questa ripresa più possesso palla per quello che riguarda l'Udinese rispetto al primo tempo, non c'era stata scoria in questo senso sul Napoli che preferisce anche ora sta gestendo l'Udinese. L'importante è stare sul pezzo, non dargli l'opportunità di guardare l'uomo libero, di stare addosso all'uomo, di pressarli, ragazzi, perché bravo Yusai. Zelinski, che pallone per Osimhen, vai Victor, voglio il tuo gol, vai Victor, un altro gol, vai! Grande Victor, grande. Tecnica e velocità, miglioramento incredibile che ha avuto questo ragazzo, perché vedi, la palla rimane sempre a disposizione del tiro, toccata, sì. L'ha toccata, sì, calcio no. Centrale, forse andava anche fuori, però il portiere distinto la va sempre a toccare. Andava pure fuori, però comunque vai Osimhen, vai, che sei cresciuto un casino. Questo per tutti i criticoni per Osimhen, che ci voleva tempo, anch'io lo dicevo, diamogli tempo, è Priest, chi si muove pigliato, sta sempre fatto male, Covid, e quello e che là. Vai Manolas, Di Lorenzo! Giovanni Di Lorenzo e sono 4 mus, 4 pereo mus, 4 rimona spruzzata la coppa e magnati il mus, tu e tutto l'Udinese. Grande Napoli, grande Napoli. il terzo gol in campionato per Di Lorenzo, ancora Giovanni, è il quarto gol stagionale.
Io che vi ricevo di Lorenzo, che vi ricevo di Lorenzo, che vi ricevo Giovanni, che giocatore, che giocatore. Pronto già lì a buttarla dentro. 4-1, vai giù. Uno spirito più aggressivo, più di squadra, più voglioso di mettere fine alla partita. L'abbraccio con Rino Gattuso. Chiusa? È chiusa? Ora siamo attenti, però ce l'abbiamo fatta. Questo si merita l'Udinese. Aiuta sempre difensivo. Siamo a metà del secondo tempo. 2-10 minuti. Pepa Lozano, gol di Lorenzo. Forse adesso Gattuso può anche cominciare a pensare alla partita di domenica, no? Con qualche cambio, con qualche avvicinamento. Mi piace giocare con i catenacci e fatelo ora il catenacci. 4 gol avevamo chiamato, 4 purpette. Ah, fa muc. Ah, fa muc. Grande Napoli. Così, così. Zielinski, Fabian, Lozano di Lorenzo. Ci ha segnato solo UKK. UKK, Sciaccacà. UKK, o facci mega UKK. Ali, 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 Napoli, Ali. Ali, 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 Napoli, Ali. Ali, Ali, Ali. Ali, Ali, Ali. Ali, 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 Napoli, Ali. Sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore, tornare in Coppa Campione. Abbiamo un sogno nel cuore, tornare in Coppa Campione. Sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore, tornare in Coppa Campione. Ciao Dolores, buonasera e forza Napoli. E su 4 cuore azzurro, ragazzi, tutti cuori azzurri in chat, forza. Vai, vai Giovanni, spingi ancora. Vogliamo il 5. Manita vogliamo. Vai, vai, Osimhen, voglio il gol di Victor, prima che esce. Ma ancora non esce, io tengo paura Osimhen in campo. Perché se vai di Lorenzo. Ma va bene così. Va bene. Cuori azzurri, ragazzi, in chat, cuori azzurri. Ci lo metto pure io. Io ce ne metto, quando abbiamo fatto? 4 gol? 1, 2, 3 e 4. Buonasera Franco e forza Napoli sempre. Buonasera Fatima. 4 pere, ciao, 4. Mamma mia, 4 pere humus. Dolores, grande. Voglio però concentrati, non voglio prendere un altro gol. Salo un gol a sto caca. No, bravi. Grande Fabiano. Osimhen esce. Victor Osimhen. Entra Ciruzzo Mertens, voglio, entra Ciro. Vogliamo il gol di Ciro, vogliamo mandato gol. Ciro, facci un gol. Ah sì, ha giocato bene Osimhen, ha giocato bene, tra i migliori. Però quello che è sempre stato tra i migliori. Davanti, veramente un incubo. Manolas poteva far meglio sul gol di Okaka, però vabbè.
Rachmani, ragazzi, un bel difensore. Rachmani è un bel difensore. Io ve l'ho detto che deve giocare, deve avere continuità. Se uno non lo vedi giocare 2 partite, è normale, si deve ancora ambientare. È normale che ti fa gli errori. Inizialmente faceva errori, ma è normale, si deve ingranare, deve stare nel sistema Napoli, nel gioco nei meccanismi, no? E poi viene fuori la qualità di un giocatore. Vai Insigne! E ora è un bel giocatore Rachmani. Che Maximovic, vennillo subito a Maximovic. Io voglio gol, è l'idolo mio, Insigne, giusto Dolores, ci vuole gol e Insigne. L'Udinese stasera tiene un Dolores e i Panzi. Proprio per fare rima, un Dolores e i Panzi l'Udinese. Sirino, proprio quello, mi fido. L'Inter fare il suo dovere contro, fidati. Vai Napoli. Vai, bella Yusai, vai Zelischi, vai qualità, Piotr con i piedi, falle scimuliscela tutto quanto. Va bene così. Tanto abbiamo il pallino in gioco, abbiamo il pallino nei nostri piedi, no? Domani tifo per Sassuolo, speriamo che vince il Sassuolo o quantomeno un pareggio, basta che non fa vincere la Juve. Abbiamo il pallino del gioco in mano a noi, ragazzi, ora dobbiamo solo gestirla la partita, ormai il risultato parla chiaro, basta non facciamo cazzate, cali di attenzione, allora la portiamo a casa ormai 4-1. Va bene. Tedeschi. Bravo, bello Napoli, bel Napoli. Fabiano, Di Lorenzo, Bakayoko. Bacca, mira, e Bakayoko. Di quinta vittoria. E 2 pareggi. Allora, vabbè, regaliamo i gol. Vabbè, ciao amico mio, mi dispiace per voi, ma il Napoli sta meritando, vi stiamo sorclassando proprio, abbiamo chiamati 4 pallone, dai, non c'è stata partita. De Paul, dateci De Paul, che è un giocatore della Madonna. Vi rifarete la prossima. Vai Mertens, bella, vai Piotr. Ancora Mertens. Grande Ciro. Che è successo? È successo. Life is life. Vai Giovanni. Ha segnato pure Di Lorenzo, ma visto? 4-1. Le mie leve portano fortuna. Con Spezia 4-1. Ma con chi avevamo pareggiato? Non l'avevo fatto, mi sarà là così. No, sì. Però tante live che faccio spawn sempre, voglio. Raramente faccio live che vanno male, sono rare. Doppio cambio per l'Udinese, no, per noi. Elmas e Politano, eccolo, Popolita. Matteo Politano, Matteo Politano, Ce l'abbiamo solo noi, Piotr. Ce l'abbiamo solo noi, Piotr Zielinski. Ce l'abbiamo solo noi, Piotr Zielinski. È uscito Piotr. Applausi per il mio idolo, il grande giocatore Piotr Zielinski, ragazzi. Che giocatore Zielinski. Entra Politano. Popolita. Matteo Politano. Matteo Politano. Facci gol, Polita. Faccio gol per tu, Polita.
un Politano Mertens, dai, facciamo sto 5-1 e finimmo qua, a manita. Perché già è uscita White, non l'ho vista. È a 7, Armani Emporio Armani a 7, sì. L'ho vista, però non so se è un fake o no, non so, perché capito, non è ufficiale, no? A me non sembra che è ufficiale, sembra più una fake quella. Politano mettilo bravo Pasquale, allora l'hai imparato, già dopo bene o se io volevo male o toccava rete ha frustrato. Ah, ok, hai capito? Vai Insigne, che cazzo incrocio, manchi che ne sta ancora 3 manni o per un bus. Questa volta bus rimessa laterale Napoli vicino a 5-1. Sì, il Napoli legittima ogni azione con un'azione pericolosa che la rivediamo. Azione prolungata, Perché poi Insigne calcia subito questa palla quasi a sorpresa e invece lui è sempre molto bravo. Come dire, subito calcia questa palla, non so se la non so se l'abbiamo che incrocio dei pali sicuramente per Lorenzo Insigne, sfortunato. I 4 nomi di Lando Rossi di questo Napoli Udinese. Ma io dico Osimhen, poi dico Zelinski e poi dico anche Lozano e Fabiano no? sì, poi per l'Udinese dico Caca perché ha fatto Fabiano, vai giù, Fabiano ha giocato bene. Ma come? Non ha nominato a Fabiano, dai. È nominato a Lozano e non a Fabiano, dai. Che cazzo? Fabiano, dai. Fabiano ha giocato meglio, secondo me. Di Lorenzo. Politano finta, ma non c'è. Eccolo Fabiano. Insigne. Politano. Grande Napoli, la bellezza di sto Napoli, scambi nell'area, Fabian, Politano, Insigne, la qualità anche dalla panchina, tanta qualità, vai Fabiano, bella per Insigne, vai Insigne, bravo, così, vai, mamma mia, se facevi che lo gol, scendevano pure su Giulini in due campi, scendevano. Che i tifosi già stanno, scendevano su Giulina, capito? Avete capito? Vai Napoli, vai, pressiamo, faccio un Magatuzzo, vai, Insigne, vai, Fabiano, vai un gol, non lo facci. Tutti cuori azzurri, vai, tutti cuori azzurri in chat, un'altra volta, che facciamo 5, facciamo 20 gol. Ai colori friulani. Ti hai fatto male. Udinese ti hai fatto male. A panza. Ti hai fatto male a panza. Se domani la Juve perde il Napoli mancano solo 3 punti. Speriamo. Domani seccia, gufiamo domani. Seccia, domani a gufare, voglio. Andrea, so 4. Voglio 5, bravo Andrea, vogliamo il 5 cucuzzi, zucchino, ma quinta zucchina. Grande, 5, quando è? Addirittura 6 ne vuoi tu. White, Francesco, che hai bevuto? Niente, non mangio bevuto niente. Sto pariando, ci paria tanto. Vai Napoli, vai! Io sono così, sono normale così. Mi piace far divertire la gente, no? Farli ridere, farli sta bene, no? È una cosa mia. Mi piace far star bene la gente. E voi state con me in live, voglio far sta bene se state con me. Anche il pareggio va bene con lo scanso. Voglio, non beviamo gol, fatemi questo piacere, non prendiamo il secondo gol, per piacere. Vai.
Ferreira, Dreamer, grande Dreamer. Ciao, quando stanno? 4-1 per il nostro Napoli all'81esimo. Siamo 4-1, Dream, e stiamo spaccando. Pasquale dice: io voglio arrivare al secondo posto, così il prossimo anno siamo in seconda fascia in Champions. E quello è anche vero, Pasquale, è anche vero. Però se non dovessimo arrivare secondi va bene comunque andare in Champions. Bravo Francesco, mi fate veramente compagnia, grazie. Di niente, grazie a te Ersiglia, grazie a te. Gufiamo anche il Milan, a Torino non è semplice, è giusto. Una volta che abbiamo vinto noi possiamo fare quello che ci pare domani, capito? Poi subito ripensare alla prossima. Ma segna Trilli, speriamo che segna Ciruz Mertens, speriamo. Grazie a te Ersiglia. Vai Baca, Baca io, ma che fai? Regala una pallone, fa bucca su spaventapasso. Eccolo, oh, non gli in area di rigore Baca io che ti ha fatto. Grande Usai, oh, ma che è Politano, si è fatto dalla fase offensiva è tornato a dritta a buttarla in calcio d'angolo. L'Udinese è partito da un pallone sbagliato di Bakayoko. Sono sempre sul pezzo il gioco di squadra, l'aiutarsi tra i compagni, l'obiettivo che devono raggiungere, e come hai detto tu, fino a dove si fa non era sicuro perché il Napoli era sesto o settimo in classifica. È un grande Napoli e questo è anche il merito di Gattuso che ha riunito il gruppo, l'ha fatta sentire squadra, e siamo lì. Ma i giocatori ci sono, anche perché ha avuto difficoltà, anche perché non aveva tutta la rosa a disposizione, e questa è una cosa che già si è detta tante volte. Ora abbiamo tutti i giocatori a disposizione, ha fatto la differenza. Gestisce il pallone l'Udinese. Certo. Stricker Larsen, Forestieri, fa partire Cavani. Prima però doppio cambio per il Napoli. Mario Ruiz e Dem. Mario Ruiz e Dem, uscirà Bakayoko, ecco che esce Bakayoko. E Usai che non ha giocato male, ragazzi. Usai, dai, non ha giocato male. Bakayoko ha perso un po' di palloni, non mi ha convinto del tutto. Bakayoko ha fatto una partita normale, nulla di che. Usai bene, dai. Bakayoko una partita normale, nulla di che. Cioè non è un voto insufficiente per Bakayoko, però non è che abbia fatto chissà cosa. Ha recuperato qualche pallone, ma l'ha anche sbagliato, capito? Sicché alla fine un 6 ci sta, un 6, una sufficienza. Andrea dice: accordo, bravo Manolassi, fatti perdonare per l'errore difensivo. Andrea dice: non credo, Rino, si guarda il punteggio europeo degli ultimi 5 anni. Secondo me il Napoli ha le carte in regola per andare in Champions e se lo merita, giusto Dream? Giustamente. Ho letto che la Juve potrebbe essere esclusa da tutte le competizioni qualora insiste con la Superlega, magari. Speriamo. No, anzi, speriamo che il campionato continua con me e che meritiamo noi la Champions. No, niente Superlega e sti cacchi. Sbaglio fuori dal campo, c'è una busta di macchine urbane, ce la mangiamo. Può essere, mi informerò meglio. Se vinciamo a Firenze è fatta all'80%. Quella che temo io infatti è la Fiorentina a Firenze. La mia birra Federico, allora non mi sono impressionato. Ci sembra una busta di pasta, si è mangiata la pasta fuori il campo. Te ne mando subito una io. A razzo proprio. Dai che siamo quasi a 30 like. Su ragazzi, altri 3 like. Arriviamo a 30 like. Dai, voglio. Condividete con elefanti, mucche. Non ci manca più nessuno. Anzi, solo non si vedono i 2 unicorni. Condividete. Vai, Dem.
Fabiano. che papà d'origine napoletana. Tutta la trafila Vai Rachmani, vai. Vai Rachmani, vai. squadra, il suo idolo Oh, ovviamente, Politano, metti sa Politano, punizione. siccome calciatore si ispira a Pico, insomma, comunque delle scelte Dai, come mai è fatta? Voglio, ci hanno portato a casa 3 punti importantissimi. Ora abbiamo 2 finali, ragazzi, prima della qualificazione alla prossima Champions League. Dai, no. Attualmente secondo in classifica, aspettando Sassuolo, Juventus e l'Atalanta Benevento. Ma è Torino-Milan. Torino-Milan. Dai, magari qualcuno inciampicherà, si farà male. Speriamo per il nostro Napoli di sì. Grazie Rino e grazie Giada, come sempre. Miei moderatori top. Sono top player Giada e Rino. Non c'è nulla da dire. Insigne. Oh, è fallo. Oh. Zelu. Ancora un fallo sullo spagnolo che se la prende, calcio di punizione, se la prende con vicina. Nelle partite a Napoli, Coppa Italia compresa, le vittorie ai calci di rigore, con questa sono 9 le vittorie di fila del Napoli sull'Udinese e 11 le trasferte dell'Udinese a Napoli senza vittorie. L'ho visto Andrea, è così. Dai Napoli, sta finendo la partita, manca poco, 2 minuti. Oh, fallo. Bravo Mario Rui. Dai che è finito, ormai è nostra la partita, l'abbiamo portata a casa, ormai sono 3 punti. Poi giù. Che risata mi sono fatta nel video dedicato alla vittoria del Milan, l'intro con i salsicciotti era mitico. Bella, Francesco, buonasera Francesco, manca il gol di Politano e può finire, grande. Vai Insigne, vai, anche quello del capitano sarebbe bello, però. Sì, mamma mia. Ha avuto il palla. Vai Gattuso, ringhia in faccia, ammozzica in capo. Ti piace il pulmantino udinese? Ti piace il pulmantino? Busso. Grande vantaggio essere padroni del proprio destino e soprattutto nel momento in cui Napoli sta facendo bene, se lo merita, sta giocando bene, anche fisicamente mi sembra una squadra non alle ultime partite di campionato e questo può essere anche un rammarico. Come ho detto prima, quello del prima del fatto che Napoli hanno così tanti infortuni che hanno fatto sì che non potesse mai contendere lo scudetto. Mazzoleni vergogna. Vattil, Gattuso, Vattil, vai Mertens. Bello. Vai ancora. Vai Mario Rui. Demme. Elmas, qualità del Napoli, enorme qualità. Vogliamo il 5, vogliamo la manita. Vai Napoli. Politano. Insigne. Mamma mia. Lorenzo. Insigne. Ha segnato con il numero 24. Il capitano. Lorenzo. Insigne. Lorenzo. Insigne. Lorenzo. Insigne. La reitta signor capitano, viva la reitta che segnava il capitano e ha segnato il capitano. Ci mancava un gol del capitano. 5-1 no.
Voglio cuori azzurri, cuori azzurri. Forza, voglio. 5-1. Sono diverso anche di Napoli ha cambiato, ha fatto un recupero, ha continuato a fare il perché ha stoppato questa palla con il petto, l'ha domesticata, primo controllo. Cazzo gol. Subito, non ha fatto neanche passare ha cacciato subito. Politano, sbaglio difensivo, grande. Insigne. Ha cacciato questa palla. 108 di gol ufficiali con la maglia del Napoli. Sì, 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 sì. E questa seria un recupero. Ah. Savemente, 5-1, fa male assai, la manitas, la mano, una mano alla capezza, mano alla capezza, mi fa male assai, dopo 5 pallone, una mano alla capezza, una mano alla capezza, mi fa male assai, dopo 5 pallone, bomba! Gran gol di Insigne, gran gol di Insigne. Ah, boh. Shoot palla. È finita, ragazzi. Il Napoli batte l'Udinese per 5-1 e ora -2 e ce ne hanno in Champions. Grande Napoli, grande Napoli. Grande Napoli, grande a tutti quanti voi che siete stati qui live con me. Vi ringrazio ancora di cuore. Un bacione a tutti, ragazzi. E buonanotte a tutti da Napolielli 87 e come sempre voglio forza Napolese, ci vediamo per il post partita, ci conto ragazzi, venite a vedere il video post partita. Con questo è tutto, grazie a tutti quelli che sono stati con me, una buonanotte, un bacione grande e forza Napoli sempre, voglio sempre forza Napolese, buonanotte voglio.